Un cordiale saluto amici della Wii Sport, siamo al Comunale di Villafranca pronti a raccontarvi della quinta giornata del campionato Under 17 regionale. La formazione della Villafranca Messana ospita il Gescal, i ragazzi di Mister Foti nell'ultimo turno hanno trovato uno stop, infatti per maltempo non si è giocato il match contro la Stella Nascente. All'altra parte invece la formazione di Mister Creazzo sosteneva il turno di riposo previsto dal girone. Grazie alle nostre grafiche stiamo vedendo i 22 che scenderanno in campo, maglia verde e pantaloncini neri, calzettoni verdi per quanto riguarda il Gescal, total white invece per la formazione della Villafranca Messana. Minuto di raccoglimento nel pre-partita, viene ricordato il dirigente del Gescal Brunelli, scomparso in settimana, un monumento per quanto riguarda la formazione, l'universo bianco-verde. Si può iniziare con il film del primo tempo, la battuta ci va la Villafranca Messana che attacca da sinistra verso destra, viceversa il Gescal. Passano 20 minuti per avere la prima occasione offensiva, c'è un tiro da parte di Barbaro che è preda dell'estremo difensore avversario, calcio di punizione per il Gescal. Dall'altra parte il tentativo da parte di Paladino, calcia potente il numero 9, la sfera però va alta sopra la traversa. Passano 2 minuti e il Gescal si ripresenta in avanti, il pallone si impenna in area di rigore, tentativo di Marino intercettato da un giocatore della Villafranca Messana secondo il direttore di gara, con un tocco di mano il nostro rallenti però fa luce sull'accaduto. Sarà calcio di rigore per il Gescal. Dal punto di battuta ci va il numero 10 Marino che va a spiazzare nettamente il portiere della Villafranca Messana Ciraule, a portare in vantaggio il Gescal. Segna come sempre Capitan Marino, ecco la maglietta celebrativa per ricordare il dirigente Brunelli verso le nostre telecamere. È in vantaggio il Gescal, prova a reagire la Messana al minuto 28, il pallone sulla sinistra viene messo dentro, Bardetta anticipa tutti e fa 1-1. Arriva il gol del pareggio della Villafranca Messana, segna Bardetta, segna il bomber di questa stagione della Villafranca Messana, cuore verso le nostre telecamere per l'attaccante della formazione di Mister Foti che acciuffa il pareggio nel giro di 5 minuti. Al 30esimo arriva il Gescal nuovamente in avanti, pallone deviato, qui arriverebbe il gol da parte di Siracusa, tutto annullato per fallo in attacco secondo il direttore di gara. Qui poi Di Stefano dal vertice ci va con il mancino, non la tocca nessuno e Di Stefano riporta in vantaggio il Gescal. Siamo al minuto 34 e il giocatore della formazione di Mister Creazzo porta sul 2-1 gli ospiti. Il suo mancino velenoso non è stato toccato da nessuno, ha rimbalzato vicino alla porta di Ciraulo che non ha potuto nulla e quindi adesso è 1-2, primo cambio per la formazione della Villafranca Messana. Infatti entra Deodato, arriverà anche un altro cambio per i ragazzi di Mister Foti che adesso cercano il pareggio, trovano soltanto una clamorosa traversa con il tiro da parte di Bardetta, ce lo rigustiamo a rallenti, conclusione praticamente perfetta, la Rocca non avrebbe potuto farci nulla, si resta sull'1-2 ma la Villafranca Messana tiene in area di rigore. Il calcio d'angolo battuto corto, ancora una volta il direttore di gara indica il dischetto, sarà un tentativo dagli 11 metri stavolta per la Villafranca Messana che già nel primo tempo ha l'occasione di pareggiare. Sul punto di battuta si presenta Cucinotta, parte la conclusione della Villafranca Messana clamorosamente alle stelle e sarà anche l'ultima occasione del primo tempo. Finisce 1-2 per il Gescal, le reti di Marino e di Stefano accorciate dal tentativo da parte di Bardetta, ma c'è sicuramente tanta delusione in Cucinotta per il rigore sprecato. Si inizia con il secondo tempo con gli stessi 22 che avevano lasciato il rettangolo verde. Rivediamo l'ingresso delle due formazioni, si può ripartire, stavolta il Gescal che batte con Paladino che va a scaricare all'indietro per un compagno. La prima offensiva del secondo tempo arriva ancora una volta dal Gescal con Marino che ci va con il mancino ampiamente alto sopra la traversa. Il risultato di 2-1 non fa contento Mister Foti che continua a effettuare cambi. Entra Bonfiglio per Maddalena, al 56esimo ci prova invece Spanò, il suo tiro ciccato e facile preda del portiere La Rocca. Esce Paladino ed entra Iannello nelle fila del Gescal, prova a cambiare qualcosa anche Mister Creazzo e ancora una volta la formazione invece della Villafranca Messana ad attaccare, pallone che viene messo dentro, il pallone sulla linea, clamoroso intervento da parte di La Rocca che si lancia sul pallone che doveva soltanto essere spinto in rete, ma che miracolo del portiere del Gescal. Adesso ancora un cambio, stavolta nelle file della Villafranca Messana, esce Spanò ed entra Fiumara. D'altra parte la mossa per Mister Creazzo è quella di far entrare Cucinotta per Di Stefano. Siamo
agli ultimi giri di lancette. Mundo entra per Candela nella formazione della Villafranca Messana. Ci sarà il cambio anche per il Gescal con Ventra che entra per Siracusa. Siamo al 78esimo, ultimo affondo della Villafranca Messana con Bardetta, vola la rocca e praticamente mette la firma sulla partita. Triplice fiscal comunale di Villafranca, vince il Gescal che è Corsaro contro la Villafranca Messana, vince per 2-1 grazie alle reti del solito Marino e di Di Stefano. Il gol della Villafranca Messana porta la firma di Bobber Bardetta. Amici della Wii Sport, è tutto anche per questa settimana con il campionato Under 17, un cordiale saluto e alla prossima!